vi sono le sospensioni per l'acconto IRPEF, IRAP, e per quanto riguarda l'IRES, in maniera tale da poterlo spostare per le aziende sotto i 50 milioni di fatturato e che hanno avuto un calo del fatturato del 33% tra, diciamo, il primi 6 mesi del 19 e i primi 6 mesi del 20, per queste aziende vi è uno spostamento che va al 30 di aprile. Cambia il calendario delle scadenze fiscali il decreto Ristori Quater non solo per le aziende di medie dimensioni ma anche per le partite IVA, con la sospensione per esempio dei versamenti previdenziali. Si allarga poi la platea dei codici Ateco e dei lavoratori beneficiari anche in Veneto. Mi vengono in mente quelli che appunto sono stagionali della montagna veneta, e per quelli che sono all'interno del mondo del turismo, delle terme, e che qui vi sono 1.000 € per il mese di dicembre. E a proposito di montagna, ulteriori misure economiche potrebbero arrivare con un decreto a gennaio. Del resto, ammette lo stesso ministro Bellunese, molto dipenderà dalle scelte nei prossimi giorni. Capiremo nei prossimi giorni come affrontare la questione del turismo invernale, se diciamo, operare alcune restrizioni, se, comprendere al meglio quando gli impianti potranno essere, riaperti, ma chiaramente il nostro compito in questo momento è salvaguardare quegli sforzi immensi che abbiamo messo in opera per raggiungere un contenimento della seconda ondata di epidemia nel nostro paese, e non è detto che se ne possa avere anche una terza, quindi non dobbiamo farci cogliere impreparati in questo momento.